guardi che ne sono abbastanza, sai che pretende, guarda come sto dittatore qui, guarda mo. Senti, allora, senti dittatore, mi tolleria 2 bombe e 4 bomboloni. Sì, vabbè. Dopo Togo, guarda, 2 cannoni e 2 cannoli. Ma che state dentro? Che stai redo benom. Sì, e ascolta, 2 granite sempre, e per tutti e 2, e 10 granate. Sì, e anche una bomba al fosforo, tolleria. Sì? Sì, così la ti aiuta per la memoria. Gentili spettatori del Megabyte, siamo qua, siamo riusciti a entrare con le nostre telecamere nel bunker segreto del temibile dittatore di Vignole. In questo istante state vedendo in diretta su Trentino TV c'è la conferenza stampa del dittatore, vedete le seggiole sono vuote come in qualsiasi altra conferenza stampa perché non è da mangiare, però in questo caso c'è da dire che sono vuote anche perché diciamo l'ingresso è vietato alla stampa perché è un dittatore. Questo vi ricordo che è l'uomo che sta terrorizzando tutto il basso Sarca, basso, io direi fino a Nago, forse anche oltre al distributore. Anche fino a Dro, anche a Bussu, anche prima a Vestami, si trova in parcheggio. Si è trovato in parcheggio, bene. Ecco, lasciamo perdere quella roba che parla sulla destra, io mi rivolgo a quello della sinistra, che è il comandante dell'armata, della guida suprema della Repubblica di Vignole, che è chiaro che si ispira al dittatore coreano, giusto, signor? Come ebbi a dire... Sì, come si chiama lei? Come si chiama che non mi ricordo? King Cornelio. Ci sarebbe Cornelio. King Cornelio. King Cornelio, sì, come quel King Kong Khan della Corea che poi sarebbe King Kong Kandalua, se ricordo bene. No? Comunque, come ebbi a dire, Ebbi, lei è il Kim della che copia da noi, perché d'altronde è Facciotta Bella. È Facciotta Bella. Ma chi sarebbe? Lui l'avete chiamato così, il Facciotta Bella? Sì, perché noi saremmo intenzionati a chiamare che Facciotta Brutta. Ma siccome che il coreano è ferma che non si può credere, magari a chiamare che Facciotta Brutta andiamo alla china sloffa nucleare delle sue. Guarda che Facciotta Bella, per dire anche lei per Malone, che era il suo ministro della guerra che si addormentò durante il suo discorso si addormentò e l'ha fatto fare. Ha fatto il portaciavi? Deve capisci bene che se fosse da usare la stessa roba per il consiglio provinciale te stermini la metà. Ma se tutti quelli che si intromettono su un consiglio provinciale dai che film, no, non si può. La Piserio si dismisciava malamente. Cos'è quella roba lì che col cappellino sulla testa, chi è? Questo chi? No, lei chi è? Si presenti. First Lady. No, la prego, no. Lady come Lady Oscar. No, è colpa mia, sono io che gliel'ho chiesto. Eccola. Oh mamma mia, speriamo che finisca presto questa tristezza. Senta, stavo dicendo lì con King Kong Kandalua lì. Secondo lei è è quello della Nord Corea che copia da lei, quindi lei sta accusando di plagio il dittatore nordcoreano, giusto? Ma se capisci, l'avevi visto gli esperimenti che l'ha fatto, no? Lei chiaramente l'ha copiata dalla nostra notte di fiaba. Un tentativo mai riuscito. Che le secoli che noi fai la notte. Ma che noi la se perde nella notte dei tempi, l'ha fatta il Malossini, il Mario, fate la stessa, dove essere Mario Malossini. Ma la notte del fiaba, che proprio San Teresa anche e Piero Angela, no? E quella discesa che è a Vignezzo da Nago, che è le marmite dei giganti. Allora. Nelle marmite dei giganti, che è dei graffiti del Paleozoico, che te vedi proprio sti primitivi, che te vedi chiaramente la Dominici, che la gamma tipo una luminaria, lei la notte del fiaba del Cenozoico, dopo un torno che era 75 dinosauri, che era dinosauri. Cosa c'erano? Dinosauri intorno, che venivano salti. Senta, può mettere in bocca qualcosa lì alla sua first lady? Perché no, perché mi impizzo via, quando sento quella via, no? Che quel lì bisogna sistemarlo, quella testa mal consata. Sentite, dittatori. Sì, grazie. Allora, io voglio dire una cosa, perché voi ve la tirate. No, grazie niente. Voi ve la tirate
commercia armi molto più potenti delle vostre. Ma non stare a farne ridere, ma non stare a farne ridere, che lui ha la solita bomba fatta con i soliti ingredienti cinesi. Fregologica, sì. Lei dentro, i voltini primavera. Ma l'ha vista che roba, è slofete, Ma che slofete? Guarda che noi, Gavella bomba del futuro, e siamo pronti, posso dirlo, a lanciarla sui stati confinanti. Cioè? Ho detto, tipo Mori, Pago, Loppio. Sì, perché quello stato lì dei Mori, li senta mandare nel zon traffico, imbugato. Perché mandi nel zon traffico che corre? No, tutti imbugati. Allora avete lì. Ecco, dopo potremo lanciarla anche su in questi chicchi in roba. Tipo dove? Tenno. Perché Sì, cosa fanno? Quei mercatini, quelle vecchie case, allora visto che roba? Sì, Tu vai nei mercatini e togli la gente a noi altri, che noi che avendo a far venire il turismo per fargli pagare la tassa di soggiorno, dei corridori. Ma senti, veramente siete insopportabili. Vi saluto, grazie del vostro intervento, ci vediamo la prossima volta. Okay? Partiamo con l'inno nazionale. No, l'inno no, davvero. No, per favore, l'inno no, dai. Andiamo. No, l'inno.